esagerato proprio qua, non si capisce nulla ragazzi, davvero da paura qua. Vento fortissimo, neanche la finestra si riesce a tenere aperta. Quindi ragazzi, tuoni, fulmini, davvero, sentite qua ragazzi, sto proprio giusto per fare questa diretta, guardate qua, mamma che fulmine, pazzesco ragazzi, pazzesco davvero ragazzi, qua sta avvenendo quasi la fine del mondo. Proprio ragazzi, qua piove di brutto, sentite ragazzi, proprio sta buttando tipo alluvione, quindi sto bagnando ragazzi, sta grandinando ragazzi, mamma mia bella, mamma ragazzi, davvero tempesta al massimo ragazzi. Io sto in casa perché sinceramente ho paura ragazzi, davvero guardate ragazzi, io sto in casa, davvero non si capisce nulla, tuoni, lampi, fulmini, grandine, guarda qui non si capisce nulla, c'è tutta la maglietta bagnata, si sta grandinando adesso, a parte il fulmine piove proprio di brutto ragazzi. Ho fatto proprio una scaricata di acqua esagerata, proprio mamma mia bella, io decido stasera mi ha fatto una scaricata, proprio un fulmine pazzesco, ancora fulmine come potete vedere, mamma mia stasera la vedo proprio nera ragazzi, vedete io sto quasi al centro ragazzi, quindi sentite il vento, sta muovendo tutta la persiana, tutto davvero un casino stasera, la vedo proprio brutta, quindi guarda qua, io devo stare nella stanza perché ragazzi davvero sentite le macchine che stanno in allarme, proprio un casino ragazzi, proprio fa paura. Mamma mia, è proprio esagerato ragazzi, eccolo qua di nuovo. Alessia, ma pure qua mi sono proprio tutto bagnato la maglietta, guardate qui ragazzi, c'ho tutta la maglietta, mamma mia, davvero pazzesco, per fare un video mi sono bagnato interamente, eppure sto internamente alla stanzetta, proprio non è che sto proprio. Adesso mi pare che si è calmato un poco, ma c'è stato quel secondo che ho sentito proprio muoversi tutto. Sì Lupus, no, sto qua, sto davvero, sto diciamo dietro alla finestra, ma mi sono bagnato lo stesso, con tutto che stavo dietro alla finestra, ciao, sta piovendo di brutto, ho registrato un fulmine che è proprio ha spaccato il cielo proprio. Hai visto Alessa, proprio guarda, prima se vedi vedere il video inizialmente ci sta proprio un fulmine che spacca il cielo proprio, grandinava improvvisamente, non si è capito nulla, io penso stavo vicino al computer e ho detto ma che sta succedendo qua, proprio un casino ragazzi, proprio sentivo di muovere tutta la persiana questa qua. Sì. Vabbè ragazzi, vado dentro, dai, mi vado a cambiare perché mi sono fatto proprio un bagno, guardate, tutto bagnato proprio, tutto proprio, e vedi qua, vedi, stavamo facendo le fotografie e qua piove di brutto, proprio il tempo si è messo proprio male a Salerno qua, mamma mia. Volevo fare il video, mi sono bagnato un attimo per ma che so, 2-3 minuti che faccio il video. Sì, rivedi il video da capo e vedi che cosa ti sei perso, tanto
Adesso quando chiudo te lo vai a rivedere e vedi come proprio si è squarciato il cielo grande, un fulmine si è aperto sulla montagna, davvero un casino ragazzi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, mi vado a fare la doccia perché mi sono tutto bagnato, quindi devo andarmi assolutamente dentro a farmi subito una doccia, mi sono bagnato proprio interamente e pare che stavo in mezzo alla strada, non lo so. Ancora che vedete, fulmini proprio a go go. Sentite il rumore? Speriamo che non va via la luce perché sento proprio dei tuoni e dei lampi, proprio che fanno paura. Spero che non salti la luce stanotte. Vabbè ragazzi, buonanotte, ci sentiamo domani, dai. Mi vado a fare la doccia perché mi sono proprio bagnato proprio interamente. Se stavo in mezzo alla strada stavo meglio forse. Notte ragazzi. L'ho letto l'Opus in Francia che stava quel tipo di tornado, cioè sì, proprio una cosa esagerata. Cioè guarda qua, mi sono tutto bagnato al finale proprio. Mi sono fatto un casino proprio. Guarda, proprio si è bagnata tutta la finestra qua. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani, dai. Ma che ne so, qua sta lampi, tuoni, grandine, non si capisce niente. Ora si è calmato un po', ma prima proprio è stata una cosa spaventosa. Riguardate il video ragazzi e poi capirete perché ho detto così. Proprio c'è stato un attimo che non si è capito nulla proprio. Sì, sì, vabbè ragazzi, a domani, ciao a tutti.